Eccoci qua, via degli Ospizi, guest star la Sonia e super guest star Charlie. Partenza vicino alla Certosa di Vedana, 17 km. Andiamo a vedere com'è il percorso. La via degli Ospizi prende il nome dai 3 ospizi medievali che in passato hanno offerto un riparo sicuro a viaggiatori, pellegrini e lavoratori: Vedana, dal 1456 diventato Certosa, Candaten e Agre. Lungo la via, che rimane a bassa quota, incontrerai diversi panorami e ambienti che caratterizzano questa valle attraversata dal torrente Cordevole. I grandi prati di Salette, dove non è raro incontrare camosci e cavalli al pascolo. La selvaggia Val Pegolera, il cui nome ricorda la produzione di pecce, pegola, che si ricava dalla resina di pini silvestri qui molto abbondanti. L'impressionante, ma sempre su tracciato sicuro, Fora del Vaillant e le caratteristiche cascatelle della Valle del Mus. Dopo aver incontrato l'ultimo ospizio di Agre, la via si dovrebbe concludere alle miniere di Val Imperina. Ma quanto cattivo è sto cane, quanto cattivo è, eh? Vuoi mangiarli tutti, Purtroppo oggi questo antico itinerario porta anche i segni del tempo e della natura. Il passaggio fra Agre e la Val Imperina è stato danneggiato dal ciclone Vaia e da alcune frane. Lungo il percorso se ne incontrano 2. La prima è aggirabile con una breve deviazione su terreno accidentato, mentre la seconda, di grandi dimensioni e avvenuto nel 2022, non è percorribile in sicurezza e presenta pericoli oggettivi. Guarda che forte sta costruzione medievale. Bella! Lungo questo suggestivo cammino non mancheranno nemmeno le curiosità e le leggende. Aguzza lo sguardo per avvistare il gendarme della Pegolera, un'aguglia di rocce sul torrente che ricorda un soldato. Scopri la tagliada de San Martín,
dove si dice che il santo, tagliando la roccia e facendo defluire l'acqua, abbia salvato un ragazzo finito sul fondo di un lago. Ma qua non devo guardare cosa riprendo, perché riprende a 360 gradi. Che bello. È bello perché puoi puntarla così, no? E la puoi scegliere l'immagine dopo. Qua voglio dire. Ovviamente sì, ma ti dico tanta paura. Superati un paio di facili tratti attrezzati, il percorso continua in quota per poi ridiscendere fino al terzo ospizio dell'abitato di Agre. Il secondo ospizio di Candaten è situato lungo la statale Agordina sul lato destro della valle ed è stato trasformato in una stazione della forestale. Credo che sia di qua. Dai, 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 Charlie, dai, opera, è bravissimo. Wow, aspetta. Vieni avanti così, guarda che adesso lì. Vieni avanti. Sì. Ecco il primo ospizio, vediamo un pochino se mi sbaglio.